È ufficiale, Veneto in giallo. Oggi l'annuncio, da lunedì mascherina anche all'aperto. Trieste e Treviso sono le province prime in Italia per numero di contagi. Treviso, che è qui attaccata a noi. L'annuncio verrà dato oggi nella sua ufficialità, ma il dato è già certo nella sua sostanza. Da lunedì il Veneto sarà in zona gialla per 2 settimane, dunque sia a Natale che a Capodanno. La Regione ha infatti superato il terzo dei 3 parametri che sanciscono il passaggio dalla fascia bianca, vale a dire l'occupazione dei posti letto in area non critica, che si aggiunge alla saturazione delle terapie intensive e all'incidenza settimanale per 100.000 abitanti. Quest'ultimo indicatore è particolarmente vistoso a nord-est, l'incidenza, ve lo diciamo quasi tutti i giorni con i grafici dell'Amico del Popolo. 7 sue province venete, stanno tra le prime 10 a livello nazionale, spinte in particolare dalla diffusione del virus tra i bambini. In testa Trieste, seguita da Treviso. Cosa cambierà da lunedì in Veneto? Sarà reintrodotta la prescrizione che impone di usare le mascherine non solo al chiuso, ma sempre anche all'aperto. Buongiorno a tutti, amici di Radio Piave, amici che ci seguite sui social, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi sono di turno io, Luigi Guglielmi, che vi auguro un buon venerdì 17, per quanto insomma venerdì 17 per i superstiziosi non sia un gran giorno, vabbè, noi cerchiamo di farlo passare bene, venerdì 17 dicembre. Con questa notizia di apertura che vi ho letto dal Gazzettino Nazionale, appunto, oggi sapete succede sempre di venerdì, la cabina di regia darà ufficialità a questa cosa. Ieri avevamo pubblicato un grafico, ieri mattina, noi dell'Amico del Popolo, primo pomeriggio, in cui dicevamo che eravamo proprio lì per superare il 15% di occupazione in area medica che avrebbe fatto scattare il giallo. Evidentemente i dati poi arrivati durante la giornata, noi facevamo quel grafico sui dati di Azienda Zero delle ore 8 del mattino, poi saranno arrivati i nuovi che, come prevedibile, hanno abbattuto quell'altro 0,7% che mancava, superando soglia 15%, insomma. E quindi purtroppo ci tocca scivolare in giallo, non ci saranno queste grandissime differenze rispetto adesso, però più che altro dovrebbe valere anche come avvertimento. Dobbiamo sapere che se siamo andati in giallo è perché veramente abbiamo i parametri messi male. Sulla prima del Gazzettino c'è quest'altra notizia che fa riflettere. Maestra Novax, parliamo di Treviso, ma insomma le situazioni sono queste, una maestra Novax positiva ha scatenato un focolaio in classe, 7 bambini su 24 risultano contagiati, le proteste dei genitori. Come al solito io vi leggo qualche titolo, ma poi vi invito ad andare ad acquistare questi giornali, il Gazzettino in questo caso, per andare a vedere quali sono le principali notizie. Andiamo a vedere, insomma, intanto amici che ci seguite sui social vi mostro e segnalo a quelli della radio a pagina 2 la cartina dell'Europa con i colori come sono messi attualmente relativa all'incidenza, appunto dove c'è incidenza maggiore. Allora vedete che l'Italia non se la cava male, non è di colore scuro, ci sono delle regioni, addirittura la Puglia, la Sardegna, dove i contagi sono veramente bassi, però guardate come sono messe la Francia, la Germania, l'Austria, però, e anche la Slovenia, però vedete che le uniche 2 regioni, 3 aree messe male dell'Italia sono il Friuli, che è qui dove ve lo mostro, il Veneto e l'Alto Adige, sono allo stesso livello delle situazioni europee più pesanti, cioè con tassi di incidenza superiori a 500, il Veneto ieri ha superato 500 effettivamente, mentre Belluno è sopra 300, ma rimane più basso rispetto al Veneto, alla media della nostra regione. Nord-est incidenza record, Veneto in giallo da lunedì, 7 province tra le 10 con più di 250 casi. Noi sappiamo che non ne abbiamo così tanti, allora qui il Gazzettino ha un dato vecchio perché dice che per Belluno l'incidenza è 286 e magari l'incidenza ieri mattina era già 233.
no scusate 333, quindi insomma passato la soglia del 300, insomma il Veneto come dicevamo ieri ha superato incidenza 500. Leggiamo un attimo questo, che cosa cambia? Torna l'obbligo di mascherina pure all'aperto, una piccola cosa. Qualcosa aiuterà, ma ci vorrà ben altro per invertire la tendenza all'aumento che stiamo vedendo in questo momento e che rischia di portarci in arancio. Non voglio fare la Cassandra, però dobbiamo veramente essere più attenti, andare avanti con le vaccinazioni, perché sennò non basterà certo una mascherina portata anche all'esterno per frenare la forza del contagio in questo momento, tanto più quando arriverà la variante Omicron anche qua da noi. Che cosa cambierà da lunedì in Veneto? Verrà introdotta soltanto una misura in più, dice il Gazzettino, il che peraltro rischia di far percepire come poco significativo il passaggio dalla zona bianca alla fascia gialla, anche se gli esperti raccomandano, quello che vi ho detto io prima, di non prenderlo sotto gamba, visto che a quel punto lo scivolamento in arancio potrebbe avvenire nel giro di breve tempo. Ma tant'è, fino al 15 gennaio le nuove regole sul Green Pass e sul certificato rafforzato prevedono che scatti solo l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, è l'unica misura in più praticamente. Come accade in Friuli Venezia Giulia, che sta già pagando il superamento dei tetti di incidenza settimanale e di occupazione dei posti letto. L'ufficializzazione del passaggio in giallo è atteso per oggi pomeriggio, con la firma dell'ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza. Tuttavia la Regione è già pronta a fare i conti con la modifica della classificazione che dovrebbe andare avanti per almeno 2 settimane. Sì, è la legge che lo prevede. Dunque da lunedì 20 dicembre a domenica 2 gennaio vuol dire che ci facciamo le feste con la mascherina anche fuori. Nell'arco delle festività di Natale e Capodanno, di conseguenza, sarà introdotta la prescrizione che impone di utilizzare i dispositivi di protezione, le mascherine, non solo al chiuso, ma in qualsiasi contesto, indipendentemente dalla presenza di assembramenti. Diventeranno così uniformi in tutto il territorio veneto le disposizioni che alcuni sindaci da Padova a Cortina d'Ampezzo avevano già impartito in questo periodo nei rispettivi centri urbani. Nei locali. Dunque, vale la pena di fare chiarezza, dice il Gazzettino, su un'altra situazione su cui, soprattutto nei social, è stata alimentata la confusione. In questa fase cadrà il tetto dei 4 commensali al tavolo dei locali pubblici, che invece era previsto per la zona gialla prima del 6 dicembre. Perché? Questa limitazione è stata superata dall'introduzione del Green Pass, lasciando agli esercenti la speranza di poter salvare pranzi e cene natalizie, anche se la paura dei contagi tende comunque a causare molte disdette. Nel proprio sito Palazzo Chigi ha dettagliatamente elencato le attività ammesse con le varie colorazioni. In buona sostanza non c'è differenza tra bianco e giallo, a fare la differenza è solo il possesso del Green Pass base e del certificato in versione rafforzata, il Super Green Pass, in determinati ambiti, come sappiamo. Ad esempio, per restare agli esercizi pubblici, come avviene già adesso, continuerà a succedere che per la consumazione al tavolo, al chiuso, occorre essere vaccinati o guariti, mentre all'aperto può bastare il tampone. Questo non cambia da bianco a giallo, no? Le prime vere restrizioni potranno concretizzarsi in caso di eventuale e malaugurato approdo alla classificazione arancione. Allora, su questo, ieri l'Amico del Popolo, se ci seguite su www.amicodelpopolo.it, avete visto che abbiamo pubblicato appunto il grafico sull'andamento dell'incidenza e degli altri parametri e vi abbiamo già detto che noi, Veneto, per incidenza e per occupazione delle terapie intensive siamo già da ieri, siamo da arancio. Siamo ancora tenuti in salvo, cioè da bianco passiamo a giallo e non ad arancio, perché i posti non in terapia intensiva negli ospedali sono molto numerosi. Ma se no, con 2 parametri su 3 noi saremmo già da arancio. Per questo Zaia, anche il Gazzettino adesso, si esprimono con dubbie cautele sul rischio di scivolare in arancio, perché 2 su 3 siamo già da arancio. Focolaio in una classe, dicevamo, contagiati 7 bambini e la maestra Novax, Zaia e i malumori nella Lega, ma qui andiamo sul politico e noi lasciamo stare perché le notizie di carattere nazionale, così di solito almeno io
nella conduzione di questa rassegna, le lascio approfondire a voi. Vado invece alla prima del Gazzettino di Belluno. Il titolone di apertura è questo: Cortina, nuovi progetti olimpici, la regione finanzia 2 impianti di risalita. La notizia era anche sulla prima pagina del Nazionale. Socrepes e la Bifune Valgrande Staunies, dove c'erano gli ovetti, questo è molto importante. Domani il taglio del nastro della cabinovia attesa da decenni, collegherà Bain-de-Dones a Son dei Prade. Questa Bain-de-Dones vuol dire praticamente falsare, insomma le 5 torri, ecco, insomma. Sono dei Prade più giù, quindi ci sarà questa possibilità di farsi portare con gli impianti dal centro di Cortina in Falzarego senza bisogno di prendere la macchina o il bus, le navette. La cosa è stata discussa, criticata, l'impatto c'è stato, sono stati abbattuti alberi, sono state compiute delle operazioni sul terreno, però capite bene che dal punto di vista anche della mobilità turistica la differenza è importante. Questa degli ovetti è una cosa grossa, perché sopra il Passo Tre Croci, dove c'è la piana, dove c'è il rifugio Sonforca, lì partiva la vecchia, gli ovetti appunto, che portavano in cima alla forcella Staunies, dove c'è un rifugio che è rimasto chiuso, c'è una ferrata che adesso è troppo lunga da fare se non si può arrivare fin lì con la seggiovia. Insomma, dal punto di vista strategico, turistico, anche per l'estate, quell'impianto è molto importante. Via libera 2 progetti, dice l'articolo a firma di Marco Di Bona: la nuova cabinovia ad agganciamento automatico GD10 per il collegamento Cortina-Socrepes e la nuova Bifune Valgrande Staunies, che verrà realizzata dalla società Faloria. Entrambi gli impianti a fune sono stati progettati a Cortina. Le infrastrutture, ha spiegato l'assessore regionale al turismo Caner, rientrano all'interno della rigenerazione della montagna in chiave sostenibile e in ottica dei grandi eventi internazionali, mondiali e giochi. Domani taglio del nastro per un altro collegamento a fune atteso da decenni. Bain-de-Dones, Son dei Prade. Lo snowboard riaccende i riflettori, perché sabato ci saranno le gare mondiali. E poi altri titoli da questa prima, tornando al discorso dei vaccini: vaccinati ieri i primi supereroi, dice il Gazzettino, un po' così, volendo strizzare l'occhio a questi bambini che nel caos di Vax, Novax, eccetera, eccetera, chissà, magari avranno avuto anche un po' di preoccupazione. Insomma, se dico, ieri mattina, dice la didascalia, primi vaccini per bambini in età compresa tra i 5 e i 12 anni, per loro in regalo un disegno con i supereroi. Nessun disguido organizzativo, tutto è filato come previsto in un clima di assoluta serenità. E quindi senza che ci fossero bambini che sono rimasti, che hanno avuto conseguenze, che abbiano avuto conseguenze. Vandali in Duomo, parliamo di Feltre. Colpito il Redentore di Francesco Terilli. Dopo aver forzato il portone d'ingresso, l'aggressione alla preziosa statua lignea. Atti di vandalismo su una delle opere più importanti contenute all'interno del Duomo di Feltre. Ignoti mercoledì sera hanno danneggiato una statua firmata dal feltrino Francesco Terilli, scultore attivo tra il 1596 e il 1633. Si tratta del prezioso Redentore, che dopo lo sfregio è stato rimosso, un'azione compiuta probabilmente da qualche balordo. Danneggiato anche il portone d'entrata del Duomo. Indagano i carabinieri, le telecamere della chiesa hanno ripreso tutto. Feltre, buoni Covid, la GDF, la Guardia di Finanza, scopre 4 furbetti del sostegno Covid, 4 famiglie nei guai a Feltre, la scoperta dopo gli accertamenti della Finanza per aver percepito in modo indebito i buoni spesa. Taglio basso, Calalzo, la De Menego, occhiali, assumerà 120 nuovi dipendenti. La notizia è arrivata ieri con l'altra, cioè che Unicredit ha concesso a De Menego un sostegno da 6 milioni di euro per un futuro sostenibile, hanno detto, insomma, no? Che l'azienda, che l'occhialeria vuole intraprendere, vuole cominciare a costruire. Insomma, Belluno, banda larga, un vertice, ultra larga, un vertice a Roma. Belluno, urbanistica, nuovo piano nel rispetto dell'ambiente. Santo Stefano, interviene anche il vescovo. Sulla galleria vengano date risposte certe. Anche la chiesa bellunese scende in campo a fianco della popolazione sulla chiusura della galleria Comelico, e lo ha fatto ieri in Camera di Commercio con il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che ha sottolineato il desiderio dei bellunesi per un Natale sereno ed ha condiviso con i presenti le preoccupazioni dei cittadini. Vedete, pagina 2 del Gazzettino di Belluno, questi sono gli ovetti che sono stati anche messi all'asta della vecchia funivia.
del vecchio impianto, che risale lungo tutto questo ghiaione e arriva in cima alla forcella, siamo sul cristallo, dove c'è un rifugio e dove c'è una ferrata molto importante che a questo punto, lunga anche, tornerà ad essere accessibile partendo direttamente da quassù in quota. 2 nuovi impianti nel futuro della Conca, dice il titolone, la regione ha stanziato i fondi, eccetera. Snowboard, la Coppa del Mondo accende i riflettori e di questo vi ho detto, son dei Prade by the Dones, attesa finita, adesso si parte. Bambini vaccinati, disegni premio con i supereroi. Ieri mattina a Sedico sono stati accolti i primi piccoli per l'immunizzazione, in provincia poche prenotazioni, molti andranno dai loro pediatri, quindi poche prenotazioni ci sono attraverso il portale dell'ULSS, ma perché? Perché i genitori stanno portando i bambini a farsi vaccinare direttamente dai pediatri. Allora, Vandali in Duomo, eccolo qui, volevo farvi vedere la fotografia di questa statua che è stata incredibilmente danneggiata, c'è anche la foto del parroco del Duomo, Don Angelo Balcon, che purtroppo insomma si è trovato in mano questa azione di vandali che veramente fa star male. Insomma. La politica si inchina per l'addio a Dauru, ci hai dato tanto, è stato sindaco del comune di Roccapietro e poi presidente della provincia, una vita dedicata alla politica e gli apprezzamenti per il suo operato sono arrivati anche da tutte le parti politiche, devo dire. Pagina 13, vediamo il volto del vescovo, galleria, il vescovo, alleanza con la gente, l'appello di Monsignor Renato Marangoni alle autorità, il territorio ha bisogno di sapere e conoscere dati certi e in effetti c'è un'incertezza incredibile che forse è l'elemento che più spiazza in questa vicenda della galleria del Comelico. Il prefetto Mariano Savastano ha rassicurato tutti, ogni decisione verrà presa sempre in modo condiviso. Intanto continua il pressing della politica, il PD, dobbiamo restare uniti ed evitare fughe in avanti. Sale la preoccupazione nelle scuole, a Pieve Santo Stefano collegio docenti convocato su questa questione. Allora, noi lasciamo il Gazzettino, andiamo a vedere la prima del Corriere delle Alpi, baby vaccino, buon debutto. Questo è il titolone che il Corriere sceglie e parla dei 50 bambini che ieri al Palaskating di Sedico nella prima giornata dedicata a loro hanno ricevuto la vaccinazione. Intervistano anche i colleghi del Corriere la pediatra Dadalt che non ha dubbi, è il regalo di Natale più bello che si possa fare ai nostri figli. Accompagnati dai genitori, i piccoli hanno ricevuto la prima dose del vaccino, ora la campagna prosegue anche nei vari ambulatori. L'obiettivo è raggiungere almeno il 40% della popolazione, dice il pediatra Giampaolo Risdonne, popolazione pediatrica. Soddisfatto dopo la prima giornata della nuova campagna. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per debellare un virus. Comparto sicurezza, una ventina di pompieri non sono ancora immunizzati. Il problema c'è, viste anche le nuove norme. La previsione dell'IS Brusaferro, anche in Italia ci sarà l'aumento di Omicron. Per forza, noi stiamo cercando in tutti i modi, come Italia, di tenerla fuori. Nel resto dell'Europa impazza e i contagi sono altissimi perché è molto contagiosa. Prima o poi arriverà anche da noi, però si sta cercando anche attraverso le misure per chi viene dall'estero di frenare, di guadagnare tempo più che si può per cercare di essere pronti contro questa nuova variante del virus. Io capisco che anche nel mondo del turismo si sia preoccupati per le misure che hanno portato a disdette anche dall'estero, disdette di chi? Di chi non vuole venire in Italia a farsi vaccinato magari e fare un tampone. C'è chi disdice per un tampone o per evitare i 5 giorni di quarantena che sono previsti, vuol dire che forse non è proprio un ospite così sicuro per tutti noi. Quindi prima di protestare, cari amici del turismo, pensiamoci su 2 volte. Calcio, le società fanno squadra per il sintetico, 5 progetti per coprire tutto il territorio. Allora, la sentenza, targhe estere, la Corte UE boccia le multe ai gelatieri, Roccapietro e gli ex allievi e sindaci per l'addio a Elio Dauru, attività chiuse, tipografia Piave, 2 lavoratori dall'avvocato per avere il TFR. Questa vicenda ci riguarda molto perché la tipografia Piave era l'azienda che ha stampato per decenni l'Amico del Popolo.
purtroppo insomma è stata chiusa per le sue difficoltà economiche. Le nostre storie, Pieve di Cadore, nonna ha il Covid, la bimba chiede aiuto a Babbo Natale, sono quelle cose di Natale, di tenerezza, che però sono sempre importanti da vedere, da leggere. La pediatra, eccola qui, l'intervista a Liviana da Dalt che dice che dobbiamo fare questo regalo ai bambini, vaccinarli per Natale. Vaccinare il proprio bambino è il più bel regalo di Natale che gli si possa fare, non ha dubbi al riguardo la professoressa Liviana da Dalt, direttrice del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dell'azienda ospedale Università di Padova. Quando parla della possibilità finalmente di vaccinare contro il Covid i bambini tra i 15 e gli 11 anni, tra i 5 e gli 11 anni, si illumina. Lei che nel suo reparto vede tutti i giorni quello che provoca nei più piccoli questo virus subdolo, promuove fermamente quella che ad oggi è l'unica possibilità per ricominciare a vivere. Professoressa Dadalt, perché vaccinare un bambino tra i 5 e gli 11 anni? Per metterlo in condizione di sicurezza, per prevenire questa malattia e soprattutto per restituirgli la normalità della sua vita. Sono sicuri questi vaccini? Questi vaccini sono stati studiati e messi in commercio dopo l'approvazione degli enti regolatori EMA e AIFA. Sono vaccini sicuri in cui le reazioni finora descritte sono dolore al braccio, un po' di febbre o stanchezza, tutte cose che si risolvono in qualche giorno. A spaventare i genitori c'è la Miss C, chiedono in un'altra domanda. È una complicanza che insorge a 30-40 giorni dall'infezione ed è sempre grave. Tutti i bambini che hanno questa malattia hanno una sintomatologia molto importante. La Miss C è una malattia infiammatoria che probabilmente dipende da una predisposizione del bambino, e qui parliamo delle cause, dei problemi che possono nascere per contagio. Questa Miss C, l'unico modo per evitarla è di fare la vaccinazione. Allora, questi sono i titoli: cluster esploso a Conegliano tra i pellegrini andati ad Assisi, ma noi ci fermiamo qui. Io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per i vostri commenti, i vostri saluti e vi do appuntamento con la rassegna stampa, sempre alle stesse ore più o meno, insomma tutte le mattine, fuorché la domenica, qui su Radio Piave e sui siti, sui canali social dell'Amico del Popolo. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.